L'uomo dei Guinness, il campione mondiale che porta in una circostanza come questa, in cui l'attenzione è massima anche da parte dei giovanissimi, di coloro i quali devono ancora compierlo tutto il loro percorso professionale, c'è la possibilità che si possa dispensare qualche consiglio. Il consiglio è che sembra molto semplice, però è proprio vero, non bisogna mai smettere di credere nei propri sogni. Io questo di vincere il mondiale era un sogno che ho sempre rincorso da 30 anni, quando mi sono iscritto alla mia associazione 32 anni fa, l'Associazione Italiana Barma, per me era un sogno e dopo tanti anni che faccio questo lavoro, dopo 40 anni, era la ciliegina sulla torta che mi mancava e finalmente ho raggiunto il sogno, è come aver toccato il cielo con un dito, come si suol dire. E avere sempre il coraggio di credere nelle cose che si fa, perché ogni qualvolta che c'è qualcuno che cerca di non darti quel coraggio in più, allora la forza deve essere ancora maggiore, perché se nessuno o qualcuno non crede in te, sei te stesso che riesci a capire la tua vera forza e devi, ripeto, credere sempre nei tuoi sogni. Aibes che a questo punto rappresenta ancor più a pieno titolo. Sì, appunto ripeto, dopo 32 anni, ancora più dopo tanti anni che un italiano non vinceva un mondiale, io sono riuscito nella mia categoria Fancy nel 2012, l'8 ottobre a Pechino, con il cocktail che si chiama SM, che è un cocktail fatto a base di vodka, liquore alla pesca, perfetto amore, il perfetto amore è un liquore estratto dalle violette, petali di rosa, mandorle, poi con della fragola, del curasò blu e della panna, e ho aggraziato il tutto con un gabbiano con una buccia di melone, intarsiato e intagliato con un coltellino in pochi secondi. Sesto Guinness con lo spritz più grande del mondo. Io ho fatto, vi faccio vedere in diretta, quest'anno ho fatto, oltre allo spritz l'anno scorso, ho fatto ad agosto l'aperitivo più grande del mondo, mi sono superato e ho fatto 2400 litri e un giornale in Svizzera mi ha fatto 3 milioni di copie in lingua tedesca, francese e in italiano. Ci tengo a farvelo vedere perché è una bella immagine per me essere andato con 3 milioni di copie in tutta la Svizzera. Eccolo qua, questo è in lingua francese, vedete? Dove hanno messo anche il mio cocktail che ho fatto al mondiale, giro pagina, glielo faccio vedere, dove c'è, eccolo qua, questo che vedete sul libro, e l'altro è un cocktail fatto a base di tisana, perché io amo molto la natura e faccio anche cocktail a base di prodotti naturali.